Oggi abbiamo fatto dei servizi dedicati in borghese, li abbiamo fatti in divisa, però uno non deve mettere la mascherina perché vede la divisa, c'è l'obbligo di mettere la mascherina indipendentemente che ci sia un agente in borghese oppure in divisa. Vigili in borghese in divisa a bordo di bus e tram, controlli in piazza. Dopo le 18, pugno di ferro del comune di Padova contro chi non utilizza la mascherina. Vista l'impennata di contagi, l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina ha deciso di intensificare i controlli per limitare le situazioni a rischio e sanzionare chi non usa la mascherina, che rischia così da 280 fino a 400 euro di multa. Un monito a tutti, quello di avere tutte le precauzioni possibili, quello di mantenere la mascherina nei luoghi chiusi, quello nei mezzi di trasporto. Stamattina abbiamo ripreso un controllo a tappeto su tutti i mezzi di trasporto. Trasporti e Movida dunque sorvegliati speciali, in gioco c'è la salute pubblica, per cui soprattutto sui mezzi di trasporto saliranno agenti in borghese per sanare gli irresponsabili. Controlli anche nelle piazze del centro, in particolare tra Piazza dei Signori e Piazza Duomo, dove in estate ci sono state alcune risse tra stranieri e aggressioni, come nel caso del giovane imprenditore malmenato per una sigaretta. L'assessore alla sicurezza insieme alla polizia locale inoltre ha iniziato oggi sopralluoghi nei quartieri, prima tappa all'Arcella con una visita al mercato rionale per ascoltare le esigenze dei residenti, settimana prossima invece toccherà alla Guizza. Abbiamo ricevuto anche delle segnalazioni importanti, qualche casa sovraffollata, piccolo spaccio, delle situazioni che possono andare dai marciapiedi dissestati all'erba da sfalciare. Sono tutte piccole cose che ovviamente faccio tesoro, si fa la relazione, una volta finito la visita nel quartiere faccio la relazione a chi di dovere e ovviamente cercheremo di intervenire.